Nella nostra classe ci sono delle persone, dei miei compagni, che fanno cose senza motivo come spintonano o superano. Per esempio, superare. A cosa serve superare? Perché tanto abbiamo un posto in classe, cosa serve superare? Ho capito che devo migliorare il mio comportamento, non è che devo andare avanti. Cioè, anche se sei ultimo, abbiamo un posto, tutti quanti nella classe. Oggi abbiamo fatto con queste classi della scuola elementare un laboratorio interattivo sul tema dei conflitti. Abbiamo fatto una chiacchierata inizialmente con i bambini su che cosa vivono loro nei loro litigi, come li ricordano, come pensano che avvengano, quali sono i passaggi che li portano qualche volta a qualche piccola o grande escalation. Abbiamo provato a fare insieme qualche esperimento, qualche prova, qualche gioco, quindi una modalità estremamente interattiva e partecipata che ha aiutato i bambini a sperimentare delle forme di comunicazione differenti. Il laboratorio di questa mattina è stato non solo molto stimolante, ma ho visto che è stata una bella occasione di riflessione per i bambini. Erano molto emozionati, ma passato il primo emozione ho visto che si sono messi in discussione. Tu non devi peggiorare la cosa, ma diminuirla sempre di più con vari metodi. Ci sono dei trucchi e delle modalità di comunicazione che ci aiutano a realizzare la de-escalation, cioè ad abbassare la fiamma di un conflitto. Ci ha insegnato che magari invece di continuare a litigare, intendo dire nel dire parolacce o molte cose brutte agli altri, si potrebbe semplicemente accettare che l'altro è diverso, tipo a me piace pallavolo, un altro calcio, a me non piace calcio, a lui non piace pallavolo, ma dato che siamo diversi dobbiamo accettarlo. Non si deve litigare per una cosa così piccola. Attraverso la sperimentazione di queste tecniche i bambini in prima persona hanno vissuto un'esperienza differente, scoprendo che si possono affrontare dei disaccordi in maniera non conflittuale, non degenerativa. Il laboratorio secondo me è stato molto utile per i bambini, credo abbiano capito come poter utilizzare le loro risorse per cercare di evitare i conflitti. Spunti di lavoro ce ne sono tanti, penso che ci serviranno parecchio perché dovremo andare avanti con questo tipo di lavoro nelle relazioni che hanno. Buongiorno a tutti, benvenute e benvenuti a Educhiamoci, Giornate per l'Educazione, un festival promosso dal Comune di Vittorio Veneto, in particolare dall'Assessorato alle politiche scolastiche, in collaborazione con IM Servizi. Ringraziamo subito le molte istituzioni che hanno patrocinato il nostro evento quest'anno, la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, RAI Veneto, le Università di Verona, Parma e Milano Bicocca, l'Ordine degli Psicologi del Veneto, l'ULSS 2 Marca Trevigiana e la Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 2. Un sentito ringraziamento va anche alle molte associazioni e realtà del territorio che hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa e naturalmente ai moltissimi media partner che ci hanno aiutato a promuoverla in tutta Italia.
Siamo in diretta dalla scuola secondaria di primo grado Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto, stiamo trasmettendo in diretta web dalle pagine Facebook di Educhiamoci e dalla pagina YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Salutiamo il pubblico che ci sta seguendo da tutta Italia, siete veramente molto numerosi e quelli che vedete invece adesso sono il nostro pubblico in sala e precisamente la terza A e la terza D della scuola secondaria di primo grado Lorenzo da Ponte con i loro insegnanti che sono presenti insieme ai ragazzi, ecco, che ci fanno anche un applauso. Siamo molto contenti della partecipazione dei ragazzi in sala quest'anno, avremo delle scolaresche tutte le mattine, non solo da questa scuola ma anche da altri istituti, segno che il festival si sta veramente aprendo alla massima partecipazione possibile della cittadinanza. È in sala con noi anche Giovanni Soliman, presidente del coordinamento delle associazioni del volontariato di Sinistra Piave, che ringraziamo per la sua presenza. E oltre al pubblico presente in sala salutiamo anche le molte persone che ci stanno seguendo da casa e che avranno modo poi di fare anche delle domande ai nostri relatori di oggi. I ragazzi invece potranno fare delle domande agli ospiti che si collegano con noi grazie alla presenza in studio di Consuelo, che vedete inquadrata in questo momento e che girerà tra i ragazzi e gli insegnanti per raccogliere le loro impressioni e le loro domande che poi noi rivolgeremo ai nostri relatori di oggi. Il titolo di quest'anno del nostro festival è Che gioia! Ci interessa capire che cosa sia la gioia in educazione, come noi possiamo scoprirla o riscoprirla nelle nostre vite e soprattutto come possiamo favorirla nella meravigliosa avventura educativa che viviamo come adulti, insegnanti, genitori ed educatori. Ancora una volta, sulla scia della passata edizione, cercheremo di fare del nostro meglio, grazie soprattutto alla presenza in videocollegamento e talvolta anche qui in studio con noi, di importanti personalità di vari settori che possono dare un contributo al nostro tema. Avrete certamente potuto vedere il nostro sito che vi ricordiamo è www.educhiamocivittorioveneto.it. Gli incontri sono molti, sono tutti gratuiti, sono rivolti non solamente agli adulti, ai professionisti, ai genitori, ma anche alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi, perché quest'anno abbiamo una serie di rubriche aggiuntive, come una storia con mamma e papà, per i più piccoli, tutte le sere, oppure la rubrica Esperienze. La rubrica Esperienze che vi racconta con dei brevi documentari una serie di attività esperienziali che abbiamo realizzato la settimana scorsa in diversi istituti dei diversi gradi di Vittorio Veneto, esperienze che hanno coinvolto, come avete visto poco fa, i bambini, i ragazzi e gli insegnanti. Qui in studio con noi oggi ci sono anche la dottoressa Francesca Castellan e la dottoressa Stefania Feltrin, in rappresentanza dell'ufficio di servizio sociale per i minorenni di Venezia, che al termine dell'evento di oggi ci aiuteranno a fare alcune riflessioni e magari potranno porre delle domande ai nostri ospiti. Quindi benvenute e grazie per essere qui con noi. Prima di presentarvi l'incontro di oggi, passo però la parola all'assessore alla cultura del Comune di Vittorio Veneto, Antonella Uliana. Benvenuta, Antonella Uliana, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Che meraviglia, anzi che gioia essere qui oggi a portare il saluto istituzionale in questa seconda giornata di Educhiamoci, queste giornate per l'educazione che strettamente sono collegate al mondo della cultura. Lo rivedevo prima insieme a voi quel bellissimo video che rappresenta gli aspetti peculiari, salienti della nostra città di Vittorio Veneto. È una città ricca di cultura, di storia, di bellezze ambientali e proprio da qui credo si debba anche partire per educare alla consapevolezza di un patrimonio comune del quale ci sentiamo tutti partecipi e per il quale dobbiamo collaborare e che tutti dobbiamo rispettare. Ecco, credo che questo sia un aspetto fondamentale che si tratterà anche nell'incontro che inizia ora e che deve vedere in prima fila le istituzioni, la scuola,
l'insegnamento dell'educazione civica, così fondamentale per i nostri ragazzi, perché soltanto così si potrà far capire ai giovani che la loro presenza all'interno di un territorio è fondamentale, perché tutti insieme possiamo contribuire a creare, a mantenere e a tenere anche viva la memoria. Grazie, grazie a tutti e buon inizio giornata. Grazie ad Antonella Oliana, assessore alla cultura del Comune di Vittorio Veneto, per questo saluto e questa introduzione all'incontro di oggi. Incontro di oggi che si intitola Io, tu, noi, educare all'appartenenza. Abbiamo voluto questo incontro e la presenza di questi importanti ospiti che ci condurranno all'approfondimento di questo tema, perché tutti concordiamo che sia importante responsabilizzare i ragazzi, i giovani, ma anche i non più giovani, alla partecipazione civica e alla responsabilità della convivenza. Ci siamo chiesti come possiamo far comprendere alle nuove generazioni che sentirsi parte di una società rispettosa delle norme di convivenza fa sentire veramente realizzati. Questa è una importante sfida educativa che ci sta a cuore e per questo motivo abbiamo chiesto un contributo a Gherardo Colombo e Anna Sarfatti, che sono in videocollegamento con noi e a cui diamo il benvenuto. Grazie per essere parte di questa esperienza. Grazie, grazie. Li presentiamo per i nostri spettatori collegati e anche per i ragazzi in sala. Gherardo Colombo è entrato in magistratura nel 1974 e fino al 2007 ha svolto le funzioni di giudice e di sostituto procuratore della Repubblica. Ha preso parte ai lavori di commissioni del Consiglio d'Europa in tema di riciclaggio e corruzione, ha partecipato a lavori per la riforma del Codice di procedura penale del 1988, agli Stati Generali per l'esecuzione penale del 2015, alla Commissione per la riforma dell'ordinamento penitenziario del 2017. È stato consulente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia. Il dottor Colombo ha moltissimi altri titoli, riveste il ruolo di consulente e di presidente per diverse realtà private e istituzionali ed è autore di molti libri importanti. Aggiungiamo però che è anche un meraviglioso divulgatore nelle scuole, l'abbiamo visto all'opera in mezzo alle ragazze e ai ragazzi, quindi veramente oltre a tutti i suoi meriti c'è anche la capacità divulgativa e il suo desiderio di incontrare le persone, soprattutto i giovanissimi. Anna Sarfatti è un'ex insegnante di scuola dell'infanzia e primaria, ha scritto di cittadinanza e Costituzione per coltivare nei cittadini più giovani la responsabilità e la solidarietà. Nei suoi libri ha trattato temi quali diritti e doveri, la legalità, la pace, la resistenza e la Shoah e tra i suoi titoli più conosciuti c'è La Costituzione raccontata ai bambini, oppure Sei stato tu, con Gherardo Colombo, Educare la legalità, sempre con Gherardo Colombo, Sono stato io, Chiama il diritto, risponde il dovere, L'albero della memoria, Non ci sto, i bambini contro l'illegalità. Insomma, molti titoli che già dal loro nome ci fanno capire il suo impegno per comunicare questi valori ai giovani e ai giovanissimi. Benvenuta Anna Sarfatti. Ancora grazie ad entrambi per essere presenti. Prima di passare la parola ai nostri ospiti vi ricordiamo che potete porre eventuali domande commentando la diretta nei profili social oppure scrivendo un messaggio su WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione che vi leggo 370 31 86 802. Grazie a questo numero potete mandare un messaggio WhatsApp e quindi scriverci le domande che volete porre ai nostri ospiti. Bene, a questo punto lasciamo la parola alla dottoressa Anna Sarfatti e al dottor Gherardo Colombo, che ringraziamo ancora vivamente per essere qui con noi al nostro Festival Educhiamoci. Grazie. Allora, abbiamo deciso da poco con Gherardo Colombo di partire da delle parole dei bambini, perché tutto sommato, insomma, il nostro approccio è proprio quello di cercare di partire da loro per costruire, diciamo, anche le nostre conoscenze, le nostre modalità educative di intervento. Quindi vorrei raccontare, faccio riferimento al periodo in cui io insegnavo e a qualche cosa che riguarda proprio il tema di oggi, io e noi.
ricordo che un 30 settembre, quindi la scuola era iniziata da poco e ci trovavamo in una classe prima, quindi con i bimbi di 6 anni, quando io stavo presentando le vocali e avevamo introdotto a quel punto la O e la I. E allora scrissi alla lavagna io e noi, facendo osservare che le vocali di queste due parole sono le stesse ma in posizione diversa, a parte il fatto che in noi c'è la N in più, ma insomma erano le stesse vocali, per cui ho chiesto ai bambini che differenza c'è tra io e noi. Allora vi leggo qualche risposta che loro mi dettero. Io vuol dire che uno è da solo e noi tutti insieme. Uno solo non si divertiva, non c'era nemmeno un amico, da solo fuori non giocava, si annoiava. E un altro bambino, e poi con chi studiava, da solo non sapeva nemmeno cosa fare. Alice, e poi chi gli prestava i libri se non aveva quelli giusti? Matteo, essere tanti è meglio perché ci si diverte tutti. Niccolò, a parte che con qualcuno non ci si può divertire o non è un amico o non ci si può giocare. Stefano, però ci si può fare amicizia. Matteo, un giorno ti porto a vedere i miei insetti stecco. Sono 2, anche loro si fanno compagnia. Quindi noi, in un certo senso, come gli insetti stecco, ci dice Matteo, per giocare insieme, per studiare insieme, per prestarsi i libri giusti, per non annoiarsi, farsi compagnia. E com'è significativa per i bambini di questa età l'esperienza del farsi compagnia, no? Viene fuori da queste parole, che non vuol dire essere uno accanto all'altro come, o dietro l'altro come in una fila dell'autobus, ma vuol dire appunto aiutarsi, condividere, essere l'uno per l'altro. A 6 anni però, dalle loro parole è venuto fuori, hanno già sperimentato che non tutti rispondono alle nostre aspettative, perché non tutti sono amici, non di tutti ci si può fidare o non con tutti si può giocare. Quindi la loro comunità in costruzione è fragile, perché si affida alla casualità degli incontri. Se trovo quello simpatico a cui sto simpatico, faccio amicizia. Se trovo quello che mi rifiuta o che è prepotente, io resto solo. Quindi la loro, in questa fase, è una comunità fragile, percepita per lo più per coppie o piccoli gruppi. Il progetto che unisce queste coppie o piccoli gruppi è, io credo, essenzialmente superare il senso di solitudine che minaccia in qualche modo i bambini e lo stare bene insieme facendo scoperte o cose insieme, quindi progettando cose insieme. Ecco, partendo da questa, diciamo, definizione iniziale di senso del noi, vorrei farvi vedere cosa ho trovato poi alla fine di un percorso in quinta, dopo aver lavorato tanto ovviamente sulla educazione alla cittadinanza. E allora ricorro a altre parole di bambini di quinta. Scrive una di loro a fine quinta primaria: poesia per gli amici. Ho voglia di crescere, ho voglia di lavorare, insomma ho voglia di far tutto insieme a voi, ma sempre insieme a voi. Questa è la poesia che scrive. Nelle sue parole, quindi, quel farsi compagnia che abbiamo detto nel caso dei piccoli rivela quel senso di fragilità, si è trasformato nella consapevolezza di un bisogno. Posso fare tutto se ho alle spalle il mio gruppo. L'io ha bisogno del noi. C'è questa consapevolezza, fatemi cerchio intorno per aiutarmi a crescere. In effetti questo gruppo ha vissuto 5 anni in un continuo confronto di opinioni, nella piena condivisione degli stati d'animo e delle esperienze, nel gioco ininterrotto di storie e ragioni dell'io rapportata a storie e ragioni del noi. E questa bambina quindi trova la sua forza nel gruppo. Sul piano degli apprendimenti è una bambina che ha delle fragilità e forse anche per questo il gruppo le dà sicurezza. Ora vi leggo quello che ha scritto un altro bambino di quinta. Questa è la nostra scuola, è come se fosse la nostra casa e bisogna difenderla.
Allora, come è venuta fuori questa frase? Era il periodo in cui, mi sembra il 2004, la ministra Moratti stava snaturando il tempo pieno, abolendo il doppio organico, e noi eravamo una classe a tempo pieno. Quindi devo dire che genitori, bambini e insegnanti furono coinvolti insieme in un dibattito, in un ragionamento sui vantaggi e gli svantaggi di questo modello che era il nostro. Sentivamo di voler difendere questo modello perché era funzionale al nostro star bene, ai nostri apprendimenti. Quindi questo bambino scrive: la nostra scuola, perché con i compagni, gli insegnanti e i genitori ha dibattuto intorno a questo tema, e le ragioni che vuole difendere sono nostre, del gruppo e sue allo stesso tempo. La scuola quindi ci appartiene. Attraverso questo percorso di riflessione, di ragionamento, di messa in discussione, ha raggiunto questo senso di appartenenza. E infine vi leggo questa terza frase, venuta a commento di una delle tante riflessioni su articoli della Costituzione. Secondo tutti i bambini che seguono la Costituzione, il mondo deve essere rispettato, se no non si chiamerebbe mondo. È grazie al mondo che siamo stati fatti e cresciuti, e quindi siamo in debito e dobbiamo dargli un po' di rispetto in cambio. Qui il concetto di appartenenza, come vedete, è rovesciato. Noi apparteniamo al mondo, ma questa appartenenza non è gratuita. Siamo dentro un patto, il mondo ci chiede rispetto. Noi conosciamo questo patto perché siamo quelli che seguono la Costituzione. Quindi ci siamo convinti che la Costituzione, conoscere la Costituzione, gli strumenti che ci offre la Costituzione sono un modo per rispondere, diciamo, alle aspettative che il mondo ha su di noi. Ecco, ho portato queste testimonianze così per esemplificare molto sinteticamente come ho assistito all'evoluzione del concetto di comunità nel corso di 5 anni. Quindi da un lato abbiamo visto la consapevolezza del valore del gruppo, affettivamente coeso, che dà forza ai più fragili. Dall'altro abbiamo trovato la comunità scuola, fatta di bambini, insegnanti e genitori, che riflette sulla propria organizzazione e sceglie in questo caso il modello orario organizzativo preferito. Dall'altro ancora troviamo la comunità globale, i cittadini del mondo si dice oggi, che è intesa sia da vicino, diciamo, nel rapporto con la comunità vicina, il paese, le esperienze fatte proprio dietro casa, dietro scuola, e dall'altro è invece il pianeta, la natura e tutti i problemi che via via abbiamo affrontato. Quindi ora mi fermerei, diciamo, per dare la parola a Gherardo Colombo, se questi piccoli esempi gli hanno suscitato qualche riflessione, o comunque, insomma, per andare avanti. Sì, grazie Anna. Mi hanno suscitato qualche riflessione, sì, nel senso che io vedo una grandissima differenza tra i bambini e gli adulti. E secondo me, purtroppo, succede spesso che gli adulti distolgano i bambini da un percorso che loro sono molto più capaci di fare di noi. I bambini sono dei creatori di regole che continuano a lavorare, no, in quello, e sono anche molto attenti a rispettare le regole che fanno. Perché parlo di regole? Perché parlo di questo aspetto a proposito di un tema, io e noi, l'appartenenza e quindi l'inclusione e così via. Ma perché secondo me, noi proprio parlando in generale, abbiamo pochissimo il senso della comunità. E quindi cosa facciamo? Ai bambini diamo l'impressione che la comunità sia quasi una specie di fastidio, qualche cosa che ci invade, qualche cosa che ci
danneggia, qualche cosa che non ci serve, qualche cosa che non va bene. E come facciamo? Non lo facciamo certo con le parole, perché figurarsi, con le parole siamo bravissimi a dire il contrario. Quando parliamo in modo formale, quando parliamo non nella vita di tutti i giorni. Mentre invece il comportamento che teniamo è un comportamento che fa vedere ai bambini esattamente il contrario di quello che ufficialmente diciamo. E secondo me molto spesso la parola segue anche il comportamento, ancora non ufficialmente, no? Perché a scuola gli insegnanti, a casa i genitori, nei momenti di ufficialità, la comunità è un valore, lo stare insieme è un valore, l'appartenenza è un valore. Però di fatto, e cioè quando si è fuori dalla formalità di un discorso, che può essere a scuola, dicevo, può essere anche a casa, quando si parla in modo, tra virgolette, serio ai bambini, sì. E poi però succede esattamente il contrario. Io non lo so, non ho mai cercato di fare un confronto, un paragone delle statistiche, ma io sono impressionato da quante liti condominiali ci sono nel nostro paese. Che vuol dire non essere capaci di stare in comunità, no? E così come sono stupefatto di... Proviamo a guardare alla scuola e a vedere quanto, attenzione, non sto parlando di tutti gli insegnanti in tutti gli ordini e i gradi di istruzione, però quante volte io mi sono trovato a constatare la difficoltà che hanno gli insegnanti a fare comunità tra loro, soprattutto alle secondarie di primo e di secondo grado. Perché fare comunità vorrebbe dire, per esempio, procedere coerentemente con gli altri nell'avanzare delle materie, no? Storia, italiano, storia dell'arte. A me sembra così un controsenso che ai ragazzi si insegni il XIII secolo in italiano, mentre in storia sia al XV e storia dell'arte al XII. Come fanno a capire appunto la comunità? L'esistenza dei pensieri, del collante, delle cause, no? Che poi producono gli effetti. Perché scoppia una guerra? Per dire, no? Ma come facciamo a sapere perché scoppia una guerra se in storia siamo da una parte, in filosofia dall'altra, e in italiano dall'altra, e in storia dell'arte dall'altra ancora? E questo non è un senso di cattiva sopportazione della comunità, e quindi dello spirito d'appartenenza, che invece ci viene fuori soltanto, esagero, ci viene fuori così facilmente a livello corporativo quando si tratta di difendere la categoria. Un po' da tutte le parti, gli avvocati, i magistrati, gli ingegneri, gli insegnanti, e nell'ambito degli insegnanti magari i presidi rispetto invece al corpo docente che sta nelle aule e così via. Ecco, allora, il problema, secondo me, grosso, è costituito proprio dal sistema degli adulti che fanno vedere ai ragazzi e ai bambini come si fa a vivere attraverso delle indicazioni che portano a svalutare il noi e invece a caricare l'io di quel che non dovrebbe appartenergli. Ecco, io al momento ripasserei la parola a Anna. Pensavamo di fare un pochino una specie di dialogo anche per ravvivare, no? Cioè gli incontri, se sono incontri, ecco, e soprattutto se si parla di
noi e si parla di appartenenza, non possono essere dei monologhi. Sono d'accordo. Sì, condivido tutto quello che hai detto, questo sistema degli adulti che e allo stesso modo, diciamo, questo si riflette anche, mi fa anche riflettere sul discorso poi dell'educazione civica a scuola, no? Il sistema degli adulti, tu hai citato la comunità degli insegnanti, ma insomma parliamo anche di chi poi stabilisce le leggi, l'organizzazione dei programmi. Ecco, se pensiamo al tema dell'educazione civica a scuola, anche qui questo aver stabilito questo monte ore per l'educazione civica di 33 ore l'anno rappresenta un'ambiguità, una grossa ambiguità, perché in realtà è tutto l'orario scolastico, ma poi dopo dovremo parlare dell'orario extrascolastico, ma parliamo in questo momento di scuola, tutto l'orario scolastico è educazione civica, perché anche quando io studio, sperimento, progetto le discipline, i cosiddetti temi disciplinari, io li affronto in una chiave o in un'altra chiave, scelgo la chiave con cui affrontarli, che è già essa stessa, sia per i contenuti, sia per le modalità in cui la presento, sia per le relazioni che stabilisco, è essa stessa elemento di educazione civica. Quindi se io penso di educare dei cittadini ad essere bravi cittadini in 33 ore l'anno, ho fallito, ovvio, perché come pensate se in una famiglia un genitore dicesse della mia vita familiare io dedico all'educazione un'ora al giorno delle 10 ore di bambino sveglio che ho vicino a me e le altre 9 cosa succede? Cioè già questo è terribilmente ambiguo, no? Perché genera un pensiero da parte degli insegnanti che si possa insegnare e da parte anche degli studenti che si possa insegnare o apprendere educazione civica dedicando 33 ore l'anno. Quindi va un po' rivista tutta questa appunto organizzazione, tutto questo senso della comunità, dell'appartenenza e in questo senso ecco, dobbiamo assumerci delle responsabilità come insegnanti, ma come genitori, come educatori, come persone che per strada camminano vicine. Cioè, se vogliamo essere comunità educante, dobbiamo pensare che noi più grandi, gli adulti, hanno delle responsabilità educative verso i giovani e verso i bambini. Queste responsabilità ci seguono sempre dovunque e dobbiamo, ecco, una grossa ambiguità che io trovo, un grosso anche errore, diciamo, che mi sento di sottolineare, è il fatto di pensare che ci sia un'età in cui il bambino cresce, diciamo, selvaggio e l'adulto gli addita la strada giusta, il sentiero da percorrere, eccetera. E poi c'è un'età in cui il bambino impara a diventare cittadino e allora arrivano le responsabilità e arriva l'incapacità poi dimostrata dai giovani di assumersele. Cioè, quindi io credo che un grosso elemento di educazione civica sia l'educazione alla responsabilità messa in atto dagli adulti fin da quando il bambino è capace di intendere e di volere, gradualmente rispetto all'età del bambino, ovviamente con richieste adatte all'età, però
facendogli capire e avendo chiaro noi stessi che questo apprendistato della responsabilità è un lungo tirocinio durante il quale il bambino ha diritto di sperimentare, di sbagliare, di riprovare, di aver paura di fare, di aver bisogno di incoraggiamenti, di aver bisogno di essere ripreso, di spiegazioni, di attese, cioè di tutta una serie, un repertorio, diciamo, di nostre strategie studiato, pensato, flessibile, comunicato, e durante il quale appunto il bambino, da essere incapace di agire da solo, pian piano diventa capace della sua autonomia e come dire, contemporaneamente anche di gestire, di aiutare l'autonomia degli altri, soprattutto dei più fragili, e quindi di accollarsi poi effettivamente le responsabilità del noi, no? Ma nello stesso tempo di accollarsi la responsabilità dell'io, perché anche l'appartenenza a se stessi, anche la presa di consapevolezza dell'io è una prima faticosissima appartenenza, perché ancora per noi adulti, diciamo, è una sfida, no? Essere pienamente responsabili di noi stessi e consapevoli di noi stessi. Quindi questo senso dell'appartenenza io lo vedo in questo dialogo fra l'io e il noi, dove appunto continuamente si sperimenta, si cresce, si sbaglia, si migliora, si prova, e dove appunto dobbiamo riconoscere ai bambini questo lunghissimo apprendistato. Mi viene in mente il Aiutami a fare da solo della Montessori, dove l'adulto non deve sostituirsi perché ha fretta, perché non ha pazienza, perché non è capace di ascoltare, perché vuole usare il suo potere, ma l'adulto si mette a fianco, ascolta, osserva e aspetta e guida e incoraggia, perché poi alla fine di questo percorso l'autonomia è la somma, secondo me, del superamento delle frustrazioni che un bambino, un ragazzo attraversano. Cioè, se provo tante volte, sbaglio, ci resto male, non soddisfo me stesso, non soddisfo gli altri, eccetera, tutte queste tappe, tutte queste prove, tutto questo cammino formano le mie sicurezze, sono le radici della mia sicurezza e della mia responsabilità. Se invece non attraverso questa fase di apprendistato, sono inesperto della vita e quindi poi dopo sono una persona che agisce senza senso di responsabilità, in base alla casualità e senza capacità di sentire gli altri accanto. Quindi ecco, io sento tanto tanto importante questo lavoro sull'apprendistato della responsabilità. Che ne dici, Gerardo? Sì, sono d'accordissimo. No, stavo pensando, ecco perché abbiamo scritto, magari chi lo sa, ne scriveremo altri di libri insieme, perché abbiamo proprio la stessa lunghezza d'onda. Io condivido moltissimo tutto quello che dici, perché secondo me è proprio così, insomma, gli anni ne ho tanti, io ne ho 76, e quindi vuol dire che ho vissuto tanto, ho fatto tanta esperienza, l'ho fatta nei tribunali, l'ho fatta nelle corti, e ne ho fatte chissà in quanti altri posti, ma quello che vedo è proprio quello che stavi dicendo. Cioè c'è anche questa cosa abbastanza strana, secondo me, che consiste un pochino nel considerare in contrapposizione, in contrasto, l'appartenenza e la libertà. Cioè l'appartenenza non toglie la libertà, e la libertà si oppone all'appartenenza. Pensate che sono due parole che hanno una radice indoeuropea comune, cioè appartenenza e libertà derivano dalla stessa radice e sono sorelle, appartenenza e libertà. Secondo me lo si può anche capire, anzi
più che capire, lo si può apprezzare quando si fa un percorso a ritroso e si vede, per esempio, perché è molto significativo sul punto, secondo me, qual era la peggior pena nel mondo ellenico? Era l'esilio. Perché l'esilio? Perché fuori dalla tua comunità non sei più niente, sei in balia di tutto, sei in balia del nemico, sei in balia degli animali, sei in balia delle intemperie, sei in balia della necessità di trovarti il cibo e di trovarti da bere, eccetera, eccetera, eccetera. Senza appartenenza non sei più libero. Senza appartenenza quasi non sei. Mettiamocelo tra virgolette, se volete. E quindi l'appartenenza è la base. La base sta nella identificazione anche attraverso il riconoscimento del gruppo. E delle volte quando si riconosce il gruppo, poi però cosa succede? Succede che si disconoscono gli altri gruppi. No? Noi siamo anche, secondo me, sotto il profilo proprio diciamo così, della comprensione dell'evoluzione storica, noi siamo anche la nazione, il paese dei comuni, no? Di San Gimignano e Volterra, che erano in conflitto praticamente perenne. Quando vinceva San Gimignano tagliava le torri di Volterra, e quando vinceva Volterra tagliava le torri di San Gimignano. No? Ecco, questa difficoltà notevole, generalmente parlando, di stare insieme, appunto di fare comunità, che è qualcosa che penalizza qualsiasi settore, no? Delle volte anche il mondo del volontariato, che anche lì sembrerebbe un controsenso, no? Caspita, faccio il volontario per aiutare gli altri, però devo aiutarli io, non devi aiutarli tu. Devo essere io, sì, quello a cui il comune dà l'incarico, non devi essere tu, e via dicendo. Ecco, e tutto questo noi necessariamente lo trasmettiamo ai bambini. Cioè facciamo cultura, e facciamo una cultura quindi della discriminazione, che è in contrasto ma evidentissimo con il pensiero, con la regola, perché non dimentichiamoci che la Costituzione è la legge, è la prima legge, no? Che sta dentro la nostra Costituzione. Il riconoscimento della dignità universale di tutte le persone è un riconoscimento di un'appartenenza comune generale, di tutto il globo. Ecco, e noi facciamo una grandissima fatica, cioè, anche noi abbiamo le nostre giustificazioni, perché bene o male la discriminazione è stata il valore che è stato a base della costruzione della società e dell'organizzazione sociale praticamente sempre. Quanto tempo ci abbiamo messo per abolire formalmente la schiavitù, per dire. No? E ancora adesso esiste nel nostro paese una discriminazione di genere piuttosto marcata, per dire, no? Così come una discriminazione religiosa, una discriminazione di censo, eccetera, eccetera, eccetera. E allora facciamo anche noi, no? Noi adulti facciamo fatiche perché a nostra volta siamo stati bambini e la cultura che ci ha circondato è stata quella. Però io credo che sia necessario impegnarsi proprio perché, vedete, i bambini assorbono dai comportamenti, no? Credo che sia assolutamente evidente. E allora noi trasmettiamo loro, noi educhiamo attraverso quello che facciamo. Cioè, il problema siamo noi, non sono i bambini, voglio dire. Certo. Nella scoccia, voglio dire, del resto, ecco, questo discorso della discriminazione, che è un tema fondamentale, basilare,
diventa particolarmente significativo poi nella scuola, perché nella scuola, la scuola pubblica è aperta a tutti, è proprio un contenitore ideale in cui tutti si incontrano. Io anche nelle situazioni più accoglienti in cui mi sono trovata, insomma, ad andare, a essere accolta, anche in queste situazioni il loro e noi, usato per parlare dei bambini stranieri inseriti nella classe, è una cosa tipica, cioè noi gli abbiamo detto, loro si sono trovati bene, cioè c'è di fondo, c'è questo, tante volte per esempio ho chiesto che cosa avete imparato dai bambini stranieri accolti nelle vostre classi? E c'è il silenzio. Cioè il bambino straniero che arriva in una classe è integrato se impara, se apprende, se si adatta, se assimila, però quello che lui o lei portano con sé dalla lingua alle feste, alla musica, alle tradizioni, cioè molto spesso non è minimamente preso in considerazione. Quindi gli altri sono i visitatori, gli ospiti, sono persone che noi possiamo con maggiore o minore entusiasmo accogliere, delle quali però la storia non ci interessa. E questo è una forma di discriminazione sottile della quale soffriamo veramente quasi tutti, no? Avrete tutti presente quando ci troviamo con delle persone per un incontro e ci parlano solo di se stesse, non ci chiedono nemmeno per un attimo come stai, per cui uno alla fine ne esce contento, felice, però con la netta sensazione che il noi non si capisce dove stia il noi, se non per essere come dire, se non per offrire all'altro un orecchio che ascolta. Ecco, quindi voglio dire, nella vita di tutti i giorni questo noi e ancora di più appunto nella scuola dove si ha la fortuna già di trovare schierato e compattato un noi al di là di tutte quelle che sono poi le capacità della società di valorizzarlo. Ecco, cerchiamo di valorizzarlo, cioè cerchiamo di fare in modo che questo noi abbia un significato, perché premesso che siamo tutti diversi, e questo è proprio un dato a premessa, per genere, per storia familiare, per possibilità, per capacità, eccetera, eccetera. Poi c'è anche questo dato in più, insomma, delle diverse provenienze, delle diverse religioni. Quindi sfruttiamola questa cosa, perché se non si educa questa curiosità a conoscere gli altri, questa curiosità, questo piacere di condividere, questa curiosità di esplorare, ecco, formiamo cittadini chiusi, quindi che non sperimentano l'appartenenza. Cioè, noi siamo come diceva Einstein, che poi non si sa nemmeno se l'abbia detto lui o no, comunque un'unica razza umana. Ecco, sperimentiamolo questo però, facciamone materia di scuola, materia di vita, diciamo. Sì. Sono anche qui assolutamente d'accordo. Se facciamo, andiamo avanti sempre noi o c'è qualche domanda, qualche... No, potete andare avanti ancora un po', stiamo raccogliendo in questo momento le domande. Va bene, allora andiamo avanti, però mi sembra che possiamo diventare ripetitivi un pochino se continuiamo. Ma forse, Gherardo, si potrebbe, quando parliamo di legalità, appunto, ti chiederei di ragionare un attimo su le leggi come... Siccome i ragazzi li avvertono sempre come obbligo, come limite, ecco, riflettere un attimo su questo aspetto della legalità.
E certo, perché noi presentiamo le leggi, le regole più in generale, soprattutto guardando alle conseguenze della loro violazione. Quando io vado spessissimo nelle scuole a parlare di questi temi, se io chiedo ai ragazzi come sono messi con le regole, gli chiedo sinceramente se io dico regola, vi viene da esultare o vi cascano le braccia? Proviamo a fare l'esperimento. E cascano le braccia quasi a tutti, no? Magari qualcuno dice di no, però forse soltanto per compiacenza. Cascano le braccia a tutti. E perché vi cascano le braccia? E poi la risposta in sintesi è perché le regole ci tolgono la libertà. Cioè, le regole ci impediscono di fare quello che vogliamo. E perché questo sta nella testa degli adulti, però, perché loro, i ragazzi, non è che se lo inventino, no? Tant'è che producono gli adulti regole che sono sostanzialmente dei divieti e dei comandi. Io lo dicevo l'altro giorno, vabbè, fa niente, non c'entra niente dove lo dicevo, però lo ribadisco anche qui. A me è successo chissà quante volte nelle scuole elementari in cui vengo invitato di trovare delle maestre tutte contente, e si parla di Costituzione, venga che noi qui con i ragazzi parliamo della Costituzione e così via, guardi che belle regole che facciamo, abbiamo fatto con i ragazzi, con i bambini, questi tabelloni, eccetera. Poi non c'è una regola che non cominci con non. Non c'è una regola che non cominci con non. E non si corre per i corridoi, e non si parla a voce alta, e non. E sentirsi di dire di no non piace assolutamente a nessuno. E peraltro le regole non sono quella cosa lì. Le regole sono delle istruzioni per l'uso. Se noi non ci mettiamo qual è la finalità della regola, ma come si fa a rispettarla? È necessario proprio rifare tutto il meccanismo, tutto il sistema di comunicazione della regola. La regola serve a fare una cosa. Voglio vincere al videogame. È necessario che io segua le regole, perché l'osservanza, la conoscenza prima e l'osservanza dopo della regola mi permette di raggiungere quel risultato. Ma voglio mangiare una torta di mele, è necessario che segua la ricetta, se no non viene la torta di mele, viene qualche cos'altro. Ma se io voglio mangiare la torta di mele, ma così per tutto, voglio prendere il treno, è necessario che rispetti l'orario, che è una regola, no? E così via, voglio incontrarmi con un amico, è necessario che rispetti le regole della misurazione del tempo. Ma voglio farmi capire, è necessario che rispetti le regole relative alla comunicazione. Non è che io imparo l'italiano perché sono obbligato, perché sennò prendo 4, no. Lo imparo per poter comunicare con gli altri. Ecco, è questo, no? Anche questo, noi continuiamo a essere una società pervasa dalla discriminazione. La discriminazione è obbedienza, no? Cioè, tra gli ingredienti della discriminazione c'è la richiesta di obbedienza. E noi siamo tendenti moltissimo a relazionarci con gli altri richiedendo obbedienza. Con i bambini, ma anche con gli adulti, no? È soltanto che obbedendo non si diventerà mai liberi. Perché per diventare liberi in senso proprio, non in senso formale, in senso sostanziale, è necessario essere capaci di decidere, di scegliere. E per essere capaci di scegliere, per saper discernere, è necessario fare i percorsi, dicevi tu Anna prima, sbagliare, sperimentare soprattutto, no? Farsi domande, avere di fronte il dubbio piuttosto che non la certezza. E l'ordine fai così indica tutto un lavorio precedente secondo il quale è giusto fare così. E che non è comunicato però. Perché? Perché è così. Perché te l'ho detto io.
Ma quante volte gli adulti, perché è così, perché te l'ho detto io, e quanto poco gli adulti si impegnano, parlo della generalità perché poi ce ne sono tanti, per carità, che invece no, ma si impegnano a dare la ragione, dare ragione nel senso di esporre le ragioni per cui. Quante poche volte succede? E allora, insomma, bisogna proprio fare una specie di rivoluzione copernicana. Se vogliamo che io e noi possano mettersi insieme, possano coniugarsi, e che non siano degli opposti, ma che facciano veramente massa comune, che siano uno strumento, perché bisogna averli presenti tutte e due, ma uno strumento di coesione sociale piuttosto che non uno strumento che porta a quel che stiamo assistendo in questi giorni. Io vorrei aggiungere una piccola cosa sempre sul tema dell'io e noi, richiamandomi all'articolo 2 e quindi al tema della solidarietà parola che non abbiamo ancora chiamato in causa fino ad ora. Devo dire che soprattutto nelle scuole primarie, a volte quando chiedo cosa vuol dire solidarietà, molti bambini dicono essere soli, perché nella parola solidarietà trovano la radice solo, no? E quindi dicono esattamente il contrario. Allora, anche perché è una parola poco usata. E appunto la Costituzione ci dice che abbiamo il dovere di solidarietà politica, economica e sociale. Allora, questo io lo trovo un concetto molto interessante, perché se ne è appropriata la religione e quindi, ma in chiave, come posso dire, in chiave di volontariato, no? Della solidarietà. È buono chi è solidale. Il problema è che qui va proprio ripensato in chiave costituzionale. La solidarietà non è un'opzione. Al cittadino viene chiesta come dovere la solidarietà. Questo vuol dire che perché io e noi appunto possano dialogare, deve essere proprio scritto nel codice comportamentale della persona il fatto che essere aiutati e aiutare, aspettarsi aiuto dagli altri e offrirlo, darlo, è un dovere, cioè fa parte delle nostre responsabilità, cioè non è un'opzione. Quindi questo è qualcosa che proprio noi non riusciamo a insegnare, cioè non è una scelta, non è che distingo, c'erano i buoni e i cattivi, no? Si faceva, quando ero bambina io a scuola c'era la lavagna, la maestra usciva e diceva devo andare un attimo via, il capoclasse viene alla lavagna e scrive da una parte i buoni e dall'altra i cattivi. Dobbiamo essere tutti buoni, non nel senso mieloso della parola e anche insignificante. Dobbiamo porci il problema degli altri e quindi noi per primi dobbiamo porci il problema dei ragazzi. I ragazzi si devono porre il problema nostro, cioè quando parlavo prima di educazione degli adulti, noi dobbiamo pretendere che i ragazzi si occupino anche di noi. Cioè non siamo solo noi che dobbiamo educare i ragazzi, in una società, in una comunità, in un io-noi che funziona, anche noi abbiamo diritto alla nostra parte di presa in carico, di aiuto, di comprensione, di ascolto. E quindi un insegnante ha diritto di essere ascoltato quando spiega le sue ragioni ai ragazzi, un genitore ha diritto, un amministratore ha diritto di essere ascoltato dai giovani, cioè deve esserci questo dialogo e bisogna lavorare perché ci sia questo dialogo e la solidarietà è come dire, è il concime di della costruzione di questo senso di appartenenza e bisogna proprio come dire, attribuire riattribuirle questo valore di solidarietà civile quasi in opposizione a quella interpretazione della solidarietà che si ha in chiave religiosa, che è diversa. Ripeto, la vedo più come
come un'opzione lasciata all'individuo. Non so se sbaglio, ecco io. No, dipende anche dalle interpretazioni che si danno, no? Sì. Però è importante, secondo me, rendersi conto che se vogliamo pari diritti, la solidarietà è uno strumento. Senza solidarietà è impossibile che esistano diritti per tutti. E questo lo vediamo, io direi, con una evidenza veramente palmare se guardiamo alle risorse. Per garantire il diritto alla scuola, il diritto all'istruzione, è necessario che ci siano le scuole, che si paghi lo stipendio ai maestri e ai professori, che si possano comprare i banchi, le sedie. Io le cattedre non le comprerei e quindi no. E poi che ci siano le lavagne interattive, e poi che si possano avere i libri, eccetera, eccetera, eccetera. L'articolo 34 della Costituzione dice che per almeno 8 anni la scuola è obbligatoria e gratuita. È un diritto di tutti, vuol dire. A parte il fatto che non è mica vero che è così, perché noi non siamo capaci di farlo. Però nei limiti in cui tutti si va a scuola, perché quello succede, bisogna porsi il problema, ma com'è che tutti possono andare a scuola? Tutti possono andare a scuola perché una parte di una certa consistenza comunque di cittadini paga le tasse, e cioè fornisce gli strumenti attraverso i quali possa esistere in pratica, concretamente, la scuola. E il pagare le tasse è una così estrinsecazione del dovere, io dico necessità, della necessità di solidarietà. C'è una dipendenza, ma una dipendenza forte della universalità dei diritti dalla solidarietà. Senza solidarietà i diritti non ci sono, perché nemmeno si può imporre. Mi piacerebbe così tanto che i cittadini italiani capissero che le tasse servono per avere il diritto all'istruzione, il diritto alla cura della salute, il diritto alla sicurezza, il diritto all'igiene, il diritto a chissà quanti, no? Il diritto a muoversi e così via. E che quindi le tasse le pagassero non perché devono, ma perché vogliono, e le pagassero tutti perché si rendono conto. E sta proprio lì, no, la solidarietà, il senso della solidarietà. Però facciamo fatica. Ringraziamo Gherardo Colombo e Anna Sarfatti, e adesso abbiamo qualche domanda per voi, qualche intervento. Chiedo subito alle nostre ospiti in sala una considerazione o, se volete, una domanda per i nostri relatori. Dottoressa Castellani. Sì, buongiorno a tutti, sono molto contenta di essere qui. Rappresento l'ufficio di servizio sociale per minori che ha sede a Venezia, Mestre, e si occupa di adolescenti che commettono reati, quindi di ragazzi. Mi fa piacere vedere dei ragazzi qui presenti, perché sento la sintonia con il nostro servizio e poi questa esperienza che abbiamo anche costruito in questo territorio. Ringrazio in particolare il dottor Napoletano che ci ha invitato a rappresentare la nostra esperienza, un'esperienza molto particolare che però è molto significativa, almeno per noi. Siamo un gruppo di assistenti sociali, qui è presente anche la dottoressa Feltrin, e appunto rappresentiamo un gruppo un po' ristretto numericamente, ma che cerca di dare risposte rispetto a queste tematiche che comunque partono dal reato, quindi questa parola che investe anche gli adolescenti. Allora, prima si parlava, si è rappresentata una fase molto importante, l'infanzia, e delle esperienze di crescita nella responsabilità
quindi di coltivare il senso di responsabilità da parte degli adulti verso i minori. La dottoressa Sarfatti, che ringrazio, proprio ha fatto un esempio molto calzante, no? Prendersi cura della responsabilità. Ecco, noi interveniamo spesso in situazioni che si chiamano reati, proprio perché non c'è, o almeno non riusciamo a trovare nei ragazzi questo senso e questa storia di senso di coltivare il senso di responsabilità. E quindi cerchiamo di ricucire queste ferite. Che cos'è un reato? Il reato è una risposta di rottura con quello che è il patto sociale, familiare, quindi il ragazzo adolescente che commette il reato è diciamo protagonista in un certo periodo della sua vita di una rottura con la società e con chi gli sta intorno. Ecco, grazie anche a una legge che qui diventa un'opportunità, i ragazzi, quindi dico anche a voi ragazzi, avete la possibilità di riparare, di superare delle difficoltà con la legge attraverso dei progetti che guidiamo, che attraverso il nostro servizio e la collaborazione con la realtà locale, come questa risposta che c'è in questo territorio molto articolata, molto qualificata, ecco, consente. Gli stimoli sono stati numerosissimi, abbiamo sentito legalità, abbiamo sentito emozioni, quindi sento che tutto è necessario e che quindi nel nostro servizio riusciamo a intravedere i bisogni dei ragazzi di quella fascia, diciamo che dall'età dell'infanzia gradualmente, con difficoltà e oggi devo dire anche moltissima, transita nel mondo adulto. Allora la nostra è anche uno sforzo per consentire agli adulti di essere adulti anche in un momento particolare come quello penale. Non so Stefania se magari ho dato una pennellata rispetto a quello che è il nostro servizio, ma da un punto di vista proprio dell'educazione, diciamo, dell'impronta pedagogica. Sì, allora sicuramente Francesca hai inquadrato quello che è il nostro contesto di conoscenza e di lavoro. Noi lavoriamo con i ragazzi che arrivano ad essere o a mettere in campo con le loro azioni comportamenti più arrabbiati, più violenti e che appunto arrivano a distruggere il patto sociale e a distruggere i rapporti con le altre persone, quando i reati sono rivolti direttamente a persone o con le comunità delle quali fanno parte. I contributi dei due relatori sono stati molto significativi nel richiamare alcune parole che mi hanno chiaramente colpito, come sicuramente responsabilità che spesso i ragazzi che arrivano al penale non hanno primariamente nei confronti di loro stessi. È come se avessero perso il senso dell'essere responsabili in positivo per loro stessi, del loro percorso, del fare bene le cose che devono fare, del crescere investendo su di loro e sulle loro possibilità positive, e si assumono la responsabilità invece di compiere degli atti che danneggiano e che portano, come dire, che creano poi insomma delle spirali negative anche rispetto a loro primariamente. Responsabilità, quando c'è questa difficoltà di essere responsabili verso se stessi, è chiaro che è difficile pensare alla responsabilità verso gli altri, e quindi il lavoro che si può fare con i ragazzi è cercare proprio un po' alla volta di poter ricostruire queste connessioni e queste reti e queste diciamo processi di disponibilità, di apertura, di sguardo rivolto anche agli altri. Il dottor Colombo ha messo in evidenza molto chiaramente come la mancanza di esempio da parte degli adulti
di riferimento per questi ragazzi sia l'aspetto anche più significativo. Non si può trasmettere ai propri figli il valore del fare del bene per la società nella quale si vive, per la collettività della quale si fa parte, se non lo si sperimenta, se non lo si concretizza, non lo si agisce in qualche modo concretamente e diventando quindi credibili rispetto alle cose che si dicono. Faccio un esempio molto così suggestivo da questo punto di vista. Nell'ambito di un procedimento di un ragazzo che stiamo seguendo, mi ha molto colpito il fatto che il ragazzo sia stato coinvolto all'interno di un percorso di volontariato, che è un percorso obbligatorio nell'ambito di un processo di messa alla prova, e in un certo momento anche il padre, quindi il genitore di questo ragazzo, si è voluto investire e quindi ha deciso di entrare nella medesima associazione per fare volontariato e quindi sostenere il figlio in questa nuova esperienza, ma anche rendersi lui più parte attiva e dare il proprio contributo per essere una persona diversamente partecipe della sua comunità di appartenenza. Per chiudere, non voglio rubare troppo spazio magari ad altre domande, il concetto di solidarietà che la dottoressa Scarfatti ha sollecitato mi apre anche al concetto di gratuità. Non ce l'abbiamo molto presente l'importanza di fare delle cose anche gratis per gli altri, senza necessariamente avere l'attesa di avere un tornaconto concreto e spesso materiale. Mettersi a disposizione degli altri, fare parte della società, rendersi utili per quelle che sono le cose che sappiamo fare, per l'età che abbiamo, per le competenze che abbiamo, ma collaborare in favore degli altri può essere una cosa che ciascuno può fare gratuitamente, mettere a disposizione il proprio tempo in favore degli altri gratuitamente. È un'esperienza che non è così comune, come dire, alla quale spesso non siamo abituati e che forse dovrebbe essere anche riscoperta. Grazie mille Stefania Feltrin, grazie alla dottoressa Castellan per questo prezioso intervento che testimonia il legame di questi argomenti con il territorio in cui viviamo e con le esperienze che facciamo anche quotidianamente. Abbiamo anche da casa, dalle persone collegate, dei commenti, qualcuno sottolinea proprio questo aspetto dell'esempio degli adulti, un commento dice: se proprio i docenti di ogni ordine e grado fossero più solidari fra loro in ambiente educativo con gli alunni, sarebbe questo un grande esempio per tutti. È vero anche in famiglia, perché i ragazzi osservano molto i loro educatori, dall'esempio alla predica. E poi ci sono degli apprezzamenti per gli interventi, bisogna proprio fare una rivoluzione copernicana, se vogliamo che io e noi si possano coniugare. È una meraviglia ascoltarmi e fa ben sperare, fino a quando esisteranno persone con pensieri come i vostri, c'è speranza che il mondo possa trovare il modo di migliorarsi, quindi grazie alla dottoressa Sarfatti e al dottor Colombo da questa persona che ci manda questo messaggio. E infine c'è un ringraziamento per la sottolineatura sulla finalità delle regole da parte di un insegnante della scuola d'infanzia che dice: da anni ci viene detto di formulare le regole in positivo, la vostra è un'ulteriore motivazione ad aiutare i bambini a comprenderle, sottolineando appunto anche la finalità delle regole. Regole, legalità, appartenenza, che sono stati i temi importanti di questo intervento, dal titolo Io, tu, noi, educare all'appartenenza. Ringraziamo veramente di cuore la dottoressa Sarfatti e il dottor Colombo, che salutiamo nuovamente a conclusione di questo incontro. Grazie per questi importanti contributi e per aver aver garantito la vostra partecipazione al Festival Educhiamoci, che, come avete detto voi, intende rivolgersi certamente ai bambini e ai ragazzi, ma in primis a noi adulti. Educhiamoci noi per primi per essere i migliori educatori per le nostre bambine, bambini e per le nostre ragazze e i nostri ragazzi. Grazie davvero, arrivederci ad una prossima occasione di collaborazione con voi. Grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci.
Ringraziamo anche le molte persone che ci hanno seguito da casa, veramente molte. Abbiamo apprezzato particolarmente la presenza delle classi della scuola secondaria di primo grado Lorenzo da Ponte. Sono qui con noi oggi la terza A e la terza D con i loro insegnanti. Eccoli. Forse avrete visto sullo sfondo anche dei ragazzi con la maglietta bianca del badge che quest'anno fanno da assistenti alle nostre dirette. Ecco, bravo che hai salutato. Abbiamo anche il piacere di salutare la seconda C della scuola Corazzin di Arcade, che è collegata in diretta YouTube con noi, con la professoressa Nisi, e quindi grazie a tutti gli insegnanti che portano i ragazzi ad assistere a questi incontri e che poi magari li fanno anche lavorare, confrontare in un secondo tempo. Ringraziamo per la loro presenza qui oggi con noi l'assessore Antonella Uliana del Comune di Vittorio Veneto, l'assessore alla cultura, l'assessore Antonella Caldart alle politiche scolastiche. Abbiamo avuto con noi Giovanni Sollima, presidente del coordinatore dell'Associazione di Volontariato Sinistra Piave, grazie di essere stato con noi. Grazie ancora a Stefania Feltrin e Francesca Castellan. Vi ricordiamo i prossimi appuntamenti della giornata. Alle ore 15 vi aspettiamo con Ernesto Burgio, che sarà qui oggi con noi in presenza, con l'incontro dal titolo Tu chiamale se vuoi emozioni. Parleremo proprio di emozioni anche dal punto di vista scientifico, in particolare legate al momento dell'adolescenza, quindi invitiamo anche i ragazzi a seguire questo incontro. Alle 17:30 avremo Daniela Lucangeli con l'incontro che ha dato il titolo all'intero festival, che è Che gioia. E questa sera vi aspettiamo invece per affrontare col dottor Stefano Vicari da Roma l'argomento felicità, no grazie, dedicato a tutte le persone che fanno fatica a trovare la gioia e la felicità. Il Comune di Vittorio Veneto, l'assessorato alle politiche scolastiche e gli Servizi vi ringraziano di cuore per aver partecipato. Vi invitiamo a mantenervi in contatto con noi e a consultare il nostro sito www.educhiamocivittorioveneto.it. Grazie a tutti e buona continuazione di giornata.